Tra poco arriveremo a Val di Lama e da lì cominceremo a scendere attraverso dei sentieri che percorrono queste ripide montagne fino a Mezzomonte, il paese qua sotto da dove siamo partiti. Eccolo qui. Wow. Già, diventa Notes. E qua c'è un tratto in risalita, con quella elettrica sarebbe più facile. Eccolo qua l'albero, però per aggirarlo sarà necessario salire fin lassù. E non puoi fare i sentieri in sto modo, ti si impigliano i corni dappertutto, bisogna passare con la motosega prima. Ma che pianta sei? Da dove tu sei un alieno? Adesso ti stronco subito, vedi te. Ecco qua il bosco dove c'è il recinto del pascolo di Val di Lama, qui a sinistra. Continuiamo qua a destra, perché a sinistra non si va da nessuna parte. Ora di qua, se non sbaglio, giusto, no, sono fuori, ho sbagliato, era di qua. È difficile vedere il sentiero, non è più percorso da tanto tempo. Bon, adesso andiamo giù e prendiamo il prossimo. Ecco, dovremmo scendere dentro questo canalone, anzi diciamo al lato, dovrebbe esserci un sentiero qua, eccolo. Credo di non averlo mai fatto, forse una volta a piedi, non deve essere neanche tanto lungo perché qua dovremmo arrivare sul tornante, anzi 1 o 2 tornanti sotto. Ecco qua infatti. E ci siamo. Prossimo qual è? Ah, quello della doppietta qua, della capanna. Eccolo qua.
Che pelo! Miau! E non ho forza per tirare su, mi fa male gli avambracci e la spalla. Ecco qua. Ma qua ci sarà anche da risalire, mi sa. Se non ricordo male ci sono tratti in salita. Qua. Ok, qualcuno taglia anche fuori, però io seguo la pista al momento. E abbiamo finito. Eccolo qua. Prossimo deve essere il Troi del Capitello, che è qua. Ho perso il pedale. Hanno detto che è bruttissimo, molto molto difficile. Sono giusto? Sì. Quel palo lì messo lì non è una bellezza,
Ah, vabbè, è ancora presto, non è finito. Signor, da cercare di stare più dritti possibile perché ogni roccia si muove. Ho problemi col freno, non mi frenava più. Devo riprendermi un attimo. Mi sa che le pastiglie sinterizzate sono andate. Han ceduto. Ah, mi è partito il culo. No, qua spacco il muso, scendo qua io, tanto ho preso male. Ok, è che sono quasi senza freni, mi fanno male le mani perché ste sinterizzate è ora di buttarle. Infatti qua siamo in via Marchesini e questa è finita adesso. Non lo so, forse andiamo a fare l'anello della Orsa, ma prima di tutto vado a bermi un caffè. Potrei fare anche questo qua, questo sentiero che adesso non mi ricordo come si chiama, Ristocca, Ristocca, sì. Adesso non riesco a vedere quanto è rimasto di pastiglia, ma ho paura che non mi tiene più. Freni brutti, finito percorso. Basta, torniamo a casa. Non ci vediamo ragazzi, prossimo giro.